Friuli Doc 2024, siamo insieme al sindaco che è colui che festeggia più pienamente questa festa, perché l'amministrazione comunale ha messo come solito la sua firma a questa iniziativa, che è un'iniziativa per stare insieme e che è un'iniziativa anche per far conoscere i prodotti tipici del territorio. Trentennale, la festa della nostra città del Friuli. Abbiamo anche tanti Fauras Furlan che colgono l'occasione di venire qua. È una festa che mette insieme enogastronomia, spettacoli, cultura, turismo. È una grande occasione anche per farsi conoscere fuori dalla nostra regione. Abbiamo organizzato con FS treni speciali, abbiamo anche corriere speciali. Se il tempo ci sarà in fianco potrà essere una grande evento, perché abbiamo triplicato le cose da fare. È una grande occasione per stare insieme e per essere felici. Sì, ecco, è proprio per stare insieme. Io penso che la cittadinanza colga questo momento, lo stare insieme, ne ha bisogno. Diciamo che alla fine la felicità è nelle relazioni. È una relazione fondata sulla cultura, la tradizione, la solidarietà, la cultura del lavoro, la voglia di essere, come abbiamo visto oggi, le due atlete che sono le prime del mondo della spada. È una grande realtà. Viva il Friuli, viva il trentennale, viva l'Italia. E viva anche Alberto Felice De Toni, sindaco della città di Udine. Buon lavoro.